Il gladiatore con la maglietta della Roma donatagli da Francesco Totti con il nome Maximus, così Russell Crowe ieri sera al Colosseo, dove ha partecipato insieme a tante star alla serata evento di beneficenza a quasi 20 anni dal film di Ridley Scott. Paolo Sommaruga. Il gladiatore nell'arena, 18 anni dopo, le musiche di Hans Zimmer, l'orchestra italiana del cinema diretta da Justin Freer, la voce di Lisa Gerrard, la voce aliena, la chiama il gladiatore in persona, Russell Crowe. Non vedevo l'ora di vivere questo momento, non vedo il film dal 2000, dice l'attore che quando si immedesima ripete le battute del suo personaggio Massimo Decimo Meridio. Io sono al servizio di Roma e ciò che facciamo, dice, riecheggia l'eternità. Qui al Colosseo, proiezione con colonna sonora dal vivo per finanziare la campagna di eradicazione della poliomelite e la costruzione di un ascensore per persone con difficoltà motorie. Ci sono attori e registi, c'è Francesco Totti che gli regala la maglia della Roma, maglietta extra large XXL specifica all'ex capitano quando Crowe scherza sulla sua vera squadra del cuore. Per il resto è festa, la forza del film, lo spettacolo del Colosseo. Si replica al Circo Massimo l'8 e il 9 giugno. Unleash hell. All'Alzheimer è dedicato